Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, forse eravamo stati troppo ottimisti quando vi abbiamo raccontato le fantasmagoriche imprese della mitologica flottiglia. E sì, perché noi l'avevamo descritta, diciamo, un po' come una scampagnata radical chic, no? Una crociera radical chic tra selfie, tra rinvii della partenza causa maltempo, perché la pettinatura si può incrinare, ci mancherebbe, photo opportunity di parlamentari di sinistra a bordo, e insomma come una crociera dell'ipocrisia e tutto sommato anche però dell'irresistibile comicità radical chic. E invece questa rischia di essere una crociera islamista, che è un po' diverso, un po' più inquietante. Ci riferiamo al quadro ricostruito oggi sul giornale dall'ottimo, come sempre, Fausto Biloslavo, che abbiamo ospitato più volte anche su Radio Libertà per parlare di questi temi, che ricostruisce tutta la rete islamista, diciamo, ma islamista nel senso afferente al fondamentalismo islamico più estremo, e sì, anche a movimenti terroristi dalla ricostruzione, che inserirebbe, diciamo, il gruppo dirigente della flottiglia in questa triangolazione con simpatici club di gentiluomini quali la Fratellanza Musulmana. Voi sapete, movimento estremista islamico finanziato dal Qatar. A proposito, tra l'altro, di come mai ci sono stati dei bombardamenti a Doha, il Qatar finanzia dei gruppi estremisti islamici. La Fratellanza Musulmana, storicamente, che tra l'altro è definita terrorista da tantissime monarchie del Golfo, Arabia Saudita in primis, per dire il livello di fondamentalismo, che nasce con l'obiettivo, diciamo, di fare la jihad culturale, no? Di conquistare l'Occidente, famosa l'immagine col ventre delle nostre donne, con l'infiltrazione capillare, con la torsione propagandistica, insomma. Uno potrebbe dire esattamente con operazioni come quelle della flottiglia, ma poi in questa simpatica reunion c'è, secondo i dati citati dal giornale, ovviamente il club idolo di tutto il mainstream nostrano, i galantuomini di Hamas, gli autori di questa così, insomma, scaramuccia che è stata il 7 ottobre 2023, e poi ci sarebbe anche la Jihad islamica, movimento terrorista palestinese più piccolo, ma ancora più, se possibile, feroce e aderente a una visione apocalittica dell'Islam di Hamas. Il pezzo di Biloslavo, che peraltro riprende alcune rivelazioni già uscite sul Tempo, a cui va dato merito di questo, cita un report che arriva dal ministro israeliano per gli affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo, Amichai Cicli. Certo, ovviamente è una fonte squalificata, no, per il mainstream nostrano, che si beve qualunque report, per esempio, del Ministero della Salute di Hamas. Lì sono dati scolpiti nella pietra, dogmi laici contemporanei, ma insomma noi tendiamo ancora a dare più affidabilità a fonti che vengono dall'unica democrazia del Medio Oriente. Il report molto completo, non citiamo tutti gli incasti e le ricostruzioni, vi invitiamo a leggere il pezzo di Biloslavo, ma per esempio cita Saif Abu Kesh, che fa parte del comitato direttivo della flottiglia, già arrestato dagli egiziani, cioè non da Israele, dagli egiziani, per aver guidato la campagna della marcia su Gaza, che ha questo rapporto comprovato con Yahya Sarri, noto esponente religioso in Algeria della Fratellanza Musulmana, il quale Sarri era un habitué di movimenti di esponenti di spicco di Hamas, come Zaher Jabarin, che è il tesoriere di Hamas, quello che tiene la cassa, cioè non un passante, il tesoriere. Poi non voglio indagare chi ha finanziato la missione flotilla, o forse sarebbe da indagare, e Osama Hamdan, un'altra figura di primo piano di Hamas, spesso ospitata in Qatar, paese finanziatore della Fratellanza Musulmana, e via dicendo. C'è tutta, una ricostruzione. Un altro membro del comitato direttivo della flottiglia
partecipato a incontri con i rappresentanti di Hamas, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e della Jihad Islamica. Si chiama Wael Navar, questo signore. Io dubito se sia trovato lì per caso, no? Cioè, voleva parlare con delle associazioni umanitarie, invece si è trovato lì con delle canaglie islamiste assassine. Insomma, saranno tutti casi. In ogni caso, vi invitiamo a leggere il pezzo e soprattutto ci chiediamo: ma gli europarlamentari di sinistra, no, di tutta questa mitologico campo largo, no, Movimento 5 Stelle, AVS, PD, che sono saliti a bordo della flottiglia, tutta la gran cassa mediatico-televisiva che ci spaccia questa missione come alfiere di pace, fratellanza, armonia tra i popoli, ma si pongono qualche domanda? Non stanno forse tenendo bordone a una crociera islamista? La domanda, ahimè, è sempre più retorica. Rimanete con noi perché anche di questo tema parleremo con Vittorio Feltri al Bamba della